Allora, torniamo in diretta, buongiorno e ben ritrovati questa mattina, insomma, di un po' particolare, un po' speciale, 730 giorni passati dal voto del 22 ottobre del 2017, 2 anni dunque in attesa dell'autonomia. Abbiamo seguito in diretta per l'intera mattina il punto stampa insieme al direttore Luigi Baccialli della televisione del gruppo Media Nord-Est, che è ancora qui con noi. Buongiorno direttore, ancora a te. Buongiorno. E ora tra qualche istante sarà pronto al lavoro Nicola Zanetti, anche il modo possiamo riproporre alcuni momenti di questa lunga chiacchierata fino a pochissimi istanti fa davvero con il governatore Luca Zaia, un dato però dal quale ricominciamo che era nel dibattito dei giornali di questi giorni, dei servizi. Non andrà alla manifestazione che mostreremo nel corso di questo telegiornale, è una scelta precisa quella del governatore? Ma credo che su questo sia coerente, nel senso che il governatore ha sempre detto non andrò alle manifestazioni di piazza, dirò io quando sarà il momento di scendere in piazza. In questo caso questa manifestazione è stata organizzata da Marino Finozzi, che è stato Presidente del Consiglio regionale, assessore, il Comitato per l'autonomia del Veneto, quindi probabilmente il Presidente, che ha un ruolo istituzionale comunque super partes, non vuole in qualche modo farsi coinvolgere più di tanto. Ha detto chiaramente quello che è il percorso che seguirà, che è quello della trattativa, quello delle reazioni pacifiche, del lavoro sempre più incalzante e determinato, e anche ha parlato, come facevi notare tu, di un piano B, cioè a un certo punto, ammesso che questa trattativa possa andare avanti comunque, perché è stato chiaro su questo, se la trattativa, se vediamo che un'altra presa in giro, a quel punto ne trarremo le conseguenze, cioè a quel punto immagino intendesse dire il governatore la Regione del Veneto si sfilerebbe dalla trattativa, la interromperebbe, mi pare d'aver capito. Altrimenti il piano B è quello di procedere materia per materia, competenza per competenza, cercando di raggiungere per un'altra via gli stessi obiettivi. Lui ha detto che è stato inadempiente, no? Sull'autonomia Roma è stata inadempiente con il governo Gentiloni, con il Conte 1, lo è anche con il Conte 2 e in questa fase è inadempiente perché non ha mai fatto una controproposta al progetto Veneto, lo ha ribadito anche pochi istanti fa in diretta, no? Perché allora se il Movimento 5 Stelle prima o i governi che si sono alternati sino ad adesso dicono che non va bene, che non deve sfasciare l'Italia e tutto il resto, perché non fa una semplice controproposta a ogni articolo che ora abbiamo presentato, sono 68, no? Questo è il ragionamento. Questa è la realtà dei fatti. Dopo la preintesa col governo Gentiloni poi c'è stato il nulla, soltanto un tira e molla con, come dicevamo prima, silenzi e omissioni, senza nessun tipo di risposta, senza nessun tipo di reazione, senza una proposta. Appunto, tu bocci una riforma e proponi la tua alternativa di cosa vuoi fare. Questo diciamo, è la prova lampante della volontà invece di far saltare tutto, no? Qui addirittura ieri sera sentivo ancora una volta il ministro Boccia che ha detto: beh, finora si è tentato di spaccare l'Italia in due, ma è qualcosa di paradossale, di grottesco. Non so se Mario Bertolissi, il professor Bertolissi, quando sente cittadini di serie A, di serie B, la secessione dei ricchi, gli si accappona la pelle, insomma, vedi che proprio non ce la fa, perché è una balla colossale. Come se non fosse così già ora, no? Come se non fosse così già ora, è già un'Italia divisa in due e anzi l'autonomia può solo cercare di riunirla, dando a ciascuna regione l'autonomia necessaria, no? Quindi siamo in una fase intollerabile, inqualificabile, di un'assenza che continua da parte dei governi che si sono alternati. Allora, intanto, siccome siamo in questa mattina un po' speciale, perché siamo in onda dalle 10:30, avendo seguito in straordinaria la conferenza stampa di Luca Zaia, e tra poco vedremo anche la piazza Rialto, dove appunto si prepara questa manifestazione, dovrebbe essere iniziata da qualche minuto. Alle 12 è iniziato invece il vertice romano con la delegazione trattante guidata da Mario Bertolissi, che citava poco fa il direttore Baccialli.
È un TG speciale, ma facciamo anche cronaca ovviamente su altri temi con Filippo Fois per questo attentato così definito, un ordigno perché poteva uccidere, hanno fatto sapere anche gli investigatori o comunque i testimoni di quanto accaduto ieri pomeriggio a Marcon. Vediamo, ci aggiorna Filippo Fois, le ultime novità. Sì, buongiorno da Marcon, siamo in compagnia del sindaco di Marcon, Matteo Romanello, al quale chiediamo se ci sono novità sulle indagini. Per adesso nessuna novità, rimaniamo in attesa del riscontro da parte delle forze dell'ordine e dei carabinieri che stanno visionando le telecamere a circuito chiuso delle attività commerciali limitrofe. E si è fatto un'idea di quale possa essere il movente di questo gesto? La mia sensazione è che si tratti di una ripicca, una volontà o a livello sentimentale o un ricatto, insomma, capiremo nelle prossime ore qual è la vera e propria motivazione. È un gesto che poteva avere delle conseguenze molto gravi. Assolutamente sì, perché in un orario tra l'altro di punta per il nostro centro, in una zona assolutamente trafficata, non oso pensare nel momento in cui fossero passati o fossero sopraggiunte delle persone cosa queste schegge di questo ordigno non ancora ben identificato potesse provocare. Ringraziamo il sindaco Matteo Romanello e prossime giornate, cioè aggiornamenti ulteriori su questa vicenda nelle prossime edizioni delle telegiornali. Voi la linea. Grazie Filippo Fois, sì, in effetti poi a partire dalle 18:30 nei telegiornali per capire meglio cosa sia avvenuto a Marcon ieri pomeriggio, grande preoccupazione. Altra giornata nera in autostrada per un incidente invece che questa mattina intorno alle 9 ha coinvolto 3 mezzi pesanti in A4 all'altezza dell'area di servizio Fratta, uno dei camionisti è rimasto ferito, a causa del sinistro è stato chiuso il tratto Latisana-Portoguaro in direzione Venezia, è stata quindi istituita l'uscita obbligatoria a Latisana, è stato chiuso lo svincolo in entrata per chi è diretto a Venezia. Sul posto sono giunti la polizia stradale per i rilievi, i vigili del fuoco, il soccorso e il personale sanitario del 118. Nello schianto uno dei mezzi pesanti ha perso il carico di legna. Ora tragedia di questa mattina a Salgareda, a perdere la vita un motociclista di 46 anni. Stava andando al lavoro in sella alla sua moto quando per cause ancora al vaglio della polizia stradale di Treviso c'è stato lo scontro con un'auto finita a bordo strada capovolta su un lato. Un impatto violento che non ha lasciato scampo ad un 46 anni di San Stino di Livenza, deceduto praticamente sul colpo nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del SUEM che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'incidente è accaduto pochi minuti prima delle 8 in via Risorgimento a Campo di Pietra di Salgareda. Sul luogo della tragedia si sono formati alcuni rallentamenti. Allora, a Castelfranco oggi è il giorno del dolore, una comunità sotto shock per la morte del 14enne che ieri si è accasciato a terra, ricorderete, durante l'ora di ginnastica davanti ai compagni. La disperazione dei genitori, vogliamo sapere perché nostro figlio non c'è più. Questa mattina all'ITIS di Castelfranco è una giornata di dolore. I compagni di scuola di Sucrage sono entrati in classe fra le lacrime e tante domande. Perché? Com'è possibile morire a 14 anni? E già da oggi i compagni potrebbero essere seguiti da uno psicologo per parlare con loro e riuscire ad affrontare questa tragedia. Alle 12:20 nell'istituto è stato osservato un minuto di silenzio. Alle 12:20, proprio nell'attimo in cui ieri il cuore di Sucrage ha smesso di battere. La disperazione dei genitori, vogliamo sapere perché nostro figlio è morto a 14 anni. Un grido di dolore che trafigge il cuore di una comunità. Il giovane amava il calcio, tanto che militava con l'Unioriese Valla Spineda. Qualche anno fa aveva avuto un episodio preoccupante, un malore a scuola, poi era svenuto sui campi mentre si allenava. Da quel giorno un lungo stop per effettuare tutti gli accertamenti, fino a quest'anno, quando il 14enne aveva deciso di tornare a mettere le scarpe coi tacchetti. Così, solo pochi giorni fa, Sucragi era stato sottoposto a degli esami, ma prima del via libero aveva dovuto affrontare ulteriori accertamenti. Ma tutto era andato bene ed il certificato di idoneità sportiva era arrivato alla società calcistica, poteva tornare sui campi di calcio, ma ieri, mentre stava correndo, si è accasciato a terra privo di vita. A casa dei genitori è un vai vai di amici e parenti, stretti al dolore di una famiglia amata e stimata in paese. La squadra di calcio intanto ha deciso di chiudere 2 giorni in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia e al fratello che, come Sucragi, aveva giocato con l'Unioriese da ragazzino. Intanto la procura ha disposto l'autopsia per capire l'origine di questa immensa tragedia.
Tra poco rivedremo una parte dell'intervento di Luca Zaia di questa mattina. Intanto ancora uno scandalo hot nella curia padovana. Un sacerdote avrebbe postato nella chat WhatsApp dei Cresimandi una foto porno. L'ipotesi più accreditata è che l'abbia inviata per errore, ma intanto il vescovo Cipolla ha rimosso il prete dall'incarico. Sentiamo. Una foto arte inviata nella chat del catechismo, a spedirla un sacerdote di 73 anni, collaboratore del parroco di una chiesa della zona ovest di Padova. Un episodio avvenuto verso fine settembre che ha scioccato ragazzi, genitori e che ha creato non poco imbarazzo in curia. La vicenda è stata raccontata dal Corriere del Veneto, che ha riportato numerosi dettagli della disavventura hard capitata al sacerdote, subito rimosso dal vescovo Claudio Cipolla. Secondo quanto riporta il Corriere, il prete, che fino a 2 anni fa gestiva la sala di preghiera all'interno di un grande centro di accoglienza profughi nel Veneziano, avrebbe inviato accidentalmente la foto incriminata, forse premendo un tasto sbagliato, ma intanto la diocesi ha deciso di prendere subito provvedimenti. La foto hard sarebbe stata inviata di notte nella chat WhatsApp che lo stesso sacerdote aveva creato con 2 catechisti e i genitori dei ragazzi che devono ricevere comunione e cresima. Il prete si è scusato dicendo di aver contattato subito la polizia postale, ma intanto tra i genitori il malcontento serpeggiava. Pochi giorni dopo l'invio della foto a luci rosse è toccato ad una catechista aggiornare i genitori, comunicando che momentaneamente il vescovo aveva deciso di rimuovere dall'incarico il sacerdote e chiedendo riservatezza su quanto accaduto. Riservatezza mantenuta per qualche settimana, fino a quando gli screenshot che testimoniavano l'invio dello scatto incriminato e il racconto della vicenda non sono giunti all'orecchio di decine di persone. Allora, adesso riascoltiamo con il direttore Luigi Macialli una parte di quello che ha detto Luca Zaia stamattina in diretta, questa lunga diretta straordinaria che abbiamo seguito, l'intervista realizzata pochi istanti fa. Quanto ancora resta da attendere per questa autonomia? Guardi, intanto è bene ricordare che questo non è un processo facile, non lo è stato con il referendum, non lo è neanche per l'arrivo alla firma dell'intesa, però è pur vero che si valuteranno la qualità dei tavoli, se i tavoli sono costruttivi e producono qualcosa ha senso continuare a trattare, se i tavoli sono una presa in giro, ma questo ce lo diranno i tecnici, allora ci fermeremo e cominceremo ad affrontare il tema sul piano del Consiglio regionale. Partirà la rivoluzione? Ma guardi, un grande successo del popolo veneto, una rivoluzione gandhiana fatta 2 anni fa, il 22 ottobre 2017, di 2.328.949 veneti che sono andati a votare, che è un grande segnale di civiltà. 2 anni dopo però non hanno portato a casa niente. Abbiamo portato a casa una bozza d'intesa di 68 articoli, tavoli tecnici fatti con tutti i ministeri e siamo pronti oggi a firmare l'intesa, quindi più che altro noi non abbiamo portato a casa la firma, ma il governo deve ancora proporre qualcosa da firmare, quindi la domanda la girerei al governo. Che scadenza dà il governo? Ma la scadenza è direttamente proporzionale alla qualità, anzi la scadenza è inversamente proporzionale alla qualità della trattativa. Se la trattativa è una trattativa utile, buona, sana, che ci porta alla firma di un'intesa, si seguirà la trattativa. Se la trattativa sarà una presa in giro o sarà frutto di soli alibi per non firmare, noi provvederemo ad affrontare il tema giuridicamente in altra maniera. Lei appunto ha parlato oggi di un piano B, lo illustra? Il piano B è molto semplice, se il governo non vuole trattare la Regione del Veneto continuerà sul piano della battaglia legale, quindi approveremo per singole materie dei progetti di legge che poi immagino il governo impugnerà e quindi andremo in Corte Costituzionale legge per legge. A cominciare da quale materia, Presidente? La scuola. Sulla scuola perché c'è interesse su questo, perché c'è dibattito e perché vogliamo vedere le vere idee del governo sulla scuola, visto e considerato che se lo chiedessi a 55 milioni di italiani nessuno me la sa spiegare. Altre materie, sanità e infrastrutture? Sanità, infrastrutture, l'ambiente, la polizia locale, insomma tutto quello che c'è, gli istituti di credito, insomma sono 23 materie che non ho deciso io ma sono scritte in Costituzione e la manifestazione di piazza alla fine se qualcuno lo vuole organizzare deve essere una manifestazione, deve essere politica, non deve esserci strumentalizzazione e non so quanto si riesca a fare una cosa del genere, visto e considerato che vedo anche, e questa è la mia più grande preoccupazione, che i veneti non si spacchino poi come fronte, perché se i veneti cominciano a fare come i polli di Renzo che litigano tra di loro mentre vanno al macello, finisce che non hanno capito qual era il vero intento. Il vero intento è quello di far capire a Roma che noi siamo un monolite.
Ecco, guardavo il titolo scelto da Nicola Zanetti, prontamente è riuscito a riproporci una parte di questa diretta di pochi minuti fa, quindi Corte Costituzionale con ogni materia votata a Regione, chissà che tempi diventano, no? Questo è il rischio poi se dovesse applicare il piano B perché Roma non ci soddisfa. Certo, quello che conforta è la determinazione del Presidente Zaia, che potrebbe anche mostrarsi così arrendevole, invece vuole assolutamente, comunque anche se dovesse essere un altro governo, dice è un percorso ineludibile, insomma, prima o poi l'autonomia passerà e siamo certi che sarà così. L'unica speranza è che rispetto a questa linea del Presidente Zaia, dove prevale la moderazione, la trattativa, ci sia alle sue spalle un esercito, insomma, no? Non basta il Presidente Zaia, la consulta, il professor Bertolissi, non possono essere abbandonati come è stato in questi ultimi 2 anni. Ripeto, non ci sono state iniziative pesanti da parte dei parlamentari veneti e non solo veneti, se ne è parlato pochissimo nei dibattiti, in tutte le manifestazioni pubbliche dell'autonomia. Bisogna così continuare con una pressione mediatica anche molto forte, cercando di ottenere questo tipo di comunicazione dalle altre testate per fare in modo che di autonomia si parli. Certo. Qualcuno ha proposto diciamo qualcosa di eclatante, no? Perché in realtà tutte le rivoluzioni sono partite dal Tea Party, dalla marcia gandhiana, insomma da fatti che hanno determinato un cambiamento, il Maggio francese piuttosto che la protesta di Martin Luther King. Se non c'è qualcosa di forte, di eclatante, di visibile, non c'è verso, le acque non si smuovono, quindi basterebbe questa spinta da parte di un'intera popolazione che è andata a votare il 22 ottobre 2000. Vedremo poi l'esito anche dell'incontro appunto oggi a Roma con la delegazione trattante. Grazie al direttore delle televisioni del gruppo Venia Nord-Est, Luigi Baccialli, grazie davvero direttore. Ci vediamo tra pochissimo, pochi istanti pubblicità. Torniamo in diretta, allora pochi istanti ancora e in questa giornata dei 2 anni dal voto del referendum sull'autonomia stiamo per collegarci con Rialto, dove Anna Maria ci farà vedere le prime immagini della manifestazione prevista in questa giornata. Intanto andiamo avanti con la cronaca. È stato condannato oggi a 3 anni e 8 mesi di reclusione il nigeriano di 26 anni che il 9 febbraio scorso aveva violentato, picchiato e infine strappato a morsi un dito alla sua vittima. Il fatto era avvenuto a Mestrino, le vittime della violenza erano state 2, una donna nigeriana e sua sorella, strattonata nel tentativo di fuga. Il nigeriano aveva contattato su Facebook le 2 donne, titolari di un negozio di parrucchiera, con la scusa di dover portare da loro la moglie. Invece l'uomo si era presentato da solo, prendendo una delle 2 donne, chiudendola in una stanza. Le urla avevano fatto intervenire i vicini e l'altra sorella, arrestato dai carabinieri. Il 26enne regolare in Italia è stato condannato oggi dal Tribunale. Il pubblico ministero aveva chiesto una pena di 3 anni di reclusione. Ora, tanti medici non specialistici che in questi giorni stanno rispondendo al bando della Regione Veneto. Facciamo il punto con l'assessore Manuela Lanzarin. La notizia di oggi è che in questa settimana si sono già iscritti 150 persone. Sicuramente siamo soddisfatti, mancano ancora 3 settimane, ricordiamolo, perché il bando rimarrà fuori 3 settimane, quindi probabilmente questo è un numero destinato a crescere. C'è ancora tempo, ma per il momento la Regione tira un primo sospiro di sollievo. 150 adesioni in una sola settimana per la medicina interna sono una bella cifra. Tanti giovani specializzanti che hanno risposto all'appello della Regione per riempire le corsie venete anche in vista del picco influenzale atteso per i prossimi mesi. Un dato importante che arriva dopo le 224 adesioni del bando per il pronto soccorso. Insomma, da parte dei giovani camici bianchi c'è interesse nei confronti della linea intrapresa dalla Regione. Questo vuol dire che la direzione che ha preso il Veneto, che poi è una direzione sposata, ricordiamolo anche a livello centrale in conferenza delle regioni, è sicuramente una direzione giusta, una direzione che dà una risposta all'emergenza, all'urgenza di oggi. E in queste ore è partito anche il lavoro dell'osservatorio regionale specifico dove, con università e ordine dei medici, si affronterà l'aspetto dell'inserimento degli specializzandi al 4° e 5° anno. Una sanità veneta è una sanità che non si ferma, che continua a investire. Allora, intanto vediamo le prime immagini dal Ponte di Rialto insieme ad Anna Maria Parisi, dove si sta preparando, credo che ancora non sia iniziata ufficialmente la manifestazione. Anna Maria? Ci siamo.
Ma era giusto. Adesso Sandro ci sta raggiungendo. No, è già iniziata, eccoci qua, è già iniziata la manifestazione. Adesso ecco qua con Marino Finozzi del Comitato Veneto Autonomo Subito. Dove sono le bandiere? Le bandiere le abbiamo già stese, le abbiamo stese sul ponte. Noi purtroppo dobbiamo fare attenzione perché siamo a Venezia, sul ponte di Rialto, uno dei posti più particolari, certo, anche più delicati, quindi non abbiamo potuto occupare direttamente il ponte. Abbiamo steso le nostre bandiere dai spalti, abbiamo fatto la nostra manifestazione, era più una flash mob più che una manifestazione vera e propria. Non potevamo far passare il 22 ottobre senza una manifestazione che ricordasse il 22 ottobre 2017. Riusciamo a spostarci, Anna Noi Maria, per farle stiamo vedere? arrivando da Palazzo Balbi. Sì. Sì, infatti, possiamo chiamare qualcuno del comitato con le bandiere, così possiamo vederle anche da studio, gentilmente. Ecco, come vedi Ferdinando, c'è grande mobilitazione anche qui, grande fervore anche qui, non solo da studio. Dicevamo, le consegno uno dei miei auricolari, così è collegato direttamente anche con lo studio e con Ferdinando Avarino che sta conducendo questa edizione straordinaria. Dunque stiamo arrivando da Palazzo Balbi, dove il governatore Zaia ha fatto un lungo discorso schierato, poi hai visto Ferdinando, con la giunta, con tutta la giunta al completo, era un 4-4-1 proprio di quelli d'attacco, dicendo che adesso i tempi sono molto stretti. Dopo 2 anni, se il governo non si dà una mossa, tanto per dirla così in soldoni, spicciolata, la regione provvederà autonomamente a far approvare ogni singolo punto, di modo che ci sarà anche molto lavoro, ogni singolo punto per quanto riguarda appunto con la legge regionale, così ci sarà molto lavoro da fare per quanto attiene alla Corte Costituzionale. Cosa ne pensi? Io non ho seguito ovviamente la conferenza stampa del Presidente Zaia, ma concordo con lui che si deve fare delle forzature in certe occasioni. Le competenze ovviamente sono separate, il Presidente Zaia è a capo di un'istituzione, quindi deve seguire un percorso istituzionale e trovare tutti gli strumenti, così come ha fatto fino ad oggi, per spingere sul tema dell'autonomia. Noi comitati spontanei nati in tutto il Veneto in maniera così scollegata a qualsiasi partito ci preoccupiamo a tenere alta l'attenzione su questo tema. Non poteva passare il 22 ottobre senza che ci fosse un'iniziativa qui a Venezia, in un posto così particolare come il Ponte di Rialto, per ricordare quell'evento. Ferdinando. Allora Finozzi, lei ha avuto ruoli di primissimo livello in regione. È chiaro che oggi, intanto le dico una cosa, Fontana parla di le obiezioni presentate dal ministro Boccia che sono assolutamente infondate, quindi è chiaro che oggi in questo anniversario importante si alzano un po' i toni nel momento in cui ricomincia, dobbiamo dire allo stesso tempo, la trattativa, ma da Roma nulla fino ad adesso, con diversi governi, questo lo dobbiamo dire, Finozzi. Certo, allora il governo precedente sappiamo quanto il ministro Stefani si sia battuta per riuscire a far partire almeno un dibattito sul tema delle competenze e delle risorse. Purtroppo il muro alzato dalla burocrazia e dalle 5 Stelle hanno impedito che in un anno si potesse avviare questo percorso. Boccia usa quello che è un meccanismo, una tattica, una strategia che usiamo dal più piccolo comune al più remoto paese del Veneto al Parlamento, cioè alzare il tiro. Con una proposta di legge quadro ci dice in maniera esplicita no, non sono d'accordo e portiamo avanti le cose fino a che non vi stancherete di chiederle. Ma noi non ci stancheremo, perché siamo qui appunto per dimostrare questo. Siamo qui per dire che i veneti, al di là della politica, al di là delle appartenenze partitiche, sono tutti convinti che l'autonomia non solo serva al Veneto, ma serva a tutta l'Italia, perché così come oggi non funziona e i fatti ce lo dimostrano tutti i giorni. Allora, sì? Ci metto un po' di pepe, di cattiveria, mi sembra poca l'adesione lì? Non so, forse non ci rendiamo bene conto noi dalle immagini, se fosse così che analisi dà?
Allora, non è stato un comizio, ma è quello che si definisce una flash mob, cioè gente che è arrivata con le bandiere in maniera spontanea. Abbiamo steso le nostre bandiere, una grandissima sul ponte di Rialto e altre due belle grandi, e la manifestazione è finita lì, quindi la gente non era aggregata in un unico punto. Chiaro. Ricordiamo inoltre che oggi è martedì, giorno lavorativo, e per mantenere gli amici dei ministeri qualcuno deve lavorare. Va bene, allora grazie davvero a Marino Finozzi. Anna Maria, un flash. Scusami, un flash, Anna Maria, ma noi riusciamo a mostrare il gonfalone? Volevo che si inquadrasse questa bandiera, sì. La bandiera, e poi ecco, naturalmente la bandiera con il leone di San Marco, e poi abbassiamo un attimo la bandiera e voilà, hai visto, ecco, queste le magliette Comitato Veneto Autonomo. Bene, subito, ma con quella su Rialto c'è ancora? Il leone che campeggia. Sì, c'è ancora, e adesso noi siamo arrivati di corsa, come hai potuto notare. Cosa sì. c'è? Ah, ecco, sì, e abbiamo anche la spilletta, naturalmente, Comitato Veneto Autonomo Subito. Te la metto da parte e te la porto in studio dopo questa. Ecco, bravo. Allora, adesso andiamo a vedere dall'altra parte com'è l'afflusso anche degli altri. Da dove arrivate? Da dove arrivano tutti questi comitati? Noi siamo di Vicenza, poi c'è un comitato veronese, c'è un comitato veneziano, e poi ci sono gente da tutto il Veneto, sono arrivati di loro. Dobbiamo chiudere. Va bene. Ecco, grazie. Dovete chiudere, allora chiudiamo il secondo. Sì, va bene Ferdinando, ok, ciao, a dopo allora. Ecco, allora se poi nei TG di questa sera vedremo l'immagine ovviamente di Rialto imbandierato, definiamolo così. Grazie Anna Maria Parisi, Sandro Ponchio, a tutti quanti ovviamente per questa diretta straordinaria coordinata da Nicola Zanetti, Andrea Basso, Alessandro Granziera adesso in regia. Ora ore 13 ci rivediamo con i telegiornali a partire dalle 18:30, il meteo. Buona giornata. Bentrovati al meteo. Bel tempo sul nostro territorio grazie alla presenza dell'anticiclone che sta portando un clima di fine ottobre davvero caldo e anche abbastanza anomalo. Vediamo la situazione di martedì. Sul Veneto al mattino qualche foschia o nebbia sulle pianure e sulle vallate alpine, vedete dal pomeriggio tendenza al rasserenamento con ampio soleggiamento dappertutto e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature piuttosto gradevoli, come detto, minime comprese tra 10 e 16 gradi, massime tra 22 e addirittura 25 gradi. E sarà una giornata soleggiata anche sul Friuli Venezia Giulia, con cielo al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature sostanzialmente invariate, minime tra 13 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 25 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori e il cielo sarà sereno o al massimo velato ovunque. Temperature minime sui 12 gradi, massime sui 23 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.